Cavaliere, già stanno suonando a pacchinare, dai. A chiamiamo due cose qua. Ah, per ne lasso. Se mi sta tagliando, magari si vede lei. Qua, sempre a taglia a me. Cavaliere, a proposito, la buttavo lei a carta credito. Non ce l'avevi? E che si buttava? A carta genere. Ma cazzo che franco. Se lei vuole fare shopping, cose, come chi c'ha mussa? A carta genere. Non può essere. Non ti scandassi, stai diventando scialuppi. Lei lo sa, devono vedere se funzionano queste cose, no? Ma così no è. E aspetta, così non ti chiuso dato una marina magari. A Ienna chi c'è? O mare? Ah, vai, cavaliere, da un lago c'è. Oh, non mi richiesta che si sta cagando addosso, cavaliere. Cioè, perché i titani che chiesto? Questi sono inaffondabili, a chiamare. Io sono un veterinario, perciò gli avrei cercato, cioè, ne ho fatte crociere. Non si scandasse. Cavaliere, lei a sapere che io, per venire con questa crociera, io avevo in danni che mi capto i biscotti dell'Etna. Sono duro come i pezzi, però ogni anno mi faccio un viaggio. La cosa più bella è questa. In questa gente, tutta nella testa l'abbiamo con la cianica. Vedi, su come questi si piacciono i biscotti all'ora, magari non è. Magari io so fare un viaggio con noi. Trasiamo, questa gente, quando ci vedono con la tigna lucida, ci cagano casarichino e li cercano apposta. A proposito, cavaliere, se l'ha lavata alla fine, io già me l'ho lavata anch'io. Lei deve capire che a cavolo ci sono tutte le tedesche, le inglesi, i francesi, le turchi, ne vedremo di tutti i colori. India come ne capiamo, Cavaliere, caccia l'ascensore, guarda che andiamo nelle nostre suite. Chi sono i suite? I suite. Noi scotta, i suite, i stanzi, come si chiama? Ah vai, cavaliere, lei non sa niente. Che ora cosa possa fare se salva? C'ha mulata da sobbia. La l'occhio. Ah, non è come dicevo io. Ossia c'è il soletto, io c'è il mio letto, lei c'è la sua doccia, che c'è l'altra doccia. Ma raccomando che quando tu cambi i rubinetti, perché sono delegati. Ora ci faccio vedere un rubaccone e si ne accorge che lei nella sua carriera non ha visto mai una così. Sta chiudendo. Sta facendo forse la doccia da signora da presso. Che volevamo. Io sapano ma può buttare. Non ci spunana. Cavaliere, ma aspetta, perché non baccone sta facendo. Si allungava la pompa fuori. Si sa su corpo, no? Anura, a sta vedendo, e non è vero ora. Ma che si sta toccando? 5 contro 1 che? Ah, vai, cavaliere, ce ne stanno ancora. Camerato, muto. E c'è suo marito, magari, c'è magari. Il tedesco, che era da sotto con la tigna lucida, che ci ha cagato le cifre. Tre semanini. Cavaliere, ora ossia, si fa doccia, io magari, e subito poi iniziamo, ci vestiamo bene con i pantaloncini rosso-azzurri, a sciapolo catania, e cane di un filo, il filo! Avanti, buona doccia. Muto, cavaliere, comandante. Attenzione, il comandante Nicola Affondo vi dà il benvenuto. Grazie. Vi augura un buon viaggio a bordo delle nostre navi NST Crociere. Sempre bravo, questi. Grazie e buon divertimento. Per tutti i passeggeri che hanno vinto la crociera col concorso Biscotti dell'Etna, possono ritirare il salvagente umano. Meno male, va. Magari stanno. Cavaliere, stiamo spelando noi con questi cavoli avuti. Ma você c'è un pilota, non l'ho visto mai questo peloso. Ma comunque pigliamo l'ascensore, va. Che ci faccio vedere delle cose dell'altro mondo. Ancora l'occhio ce ne mette, lo danno. Che ce lo risa, capitano. Un incontro, cavaliere, giuro che quando così, guarda. Ah, ora a casa mannetta, vero? Ma che c'è pensato il pelo già, cavaliere? Basta per la mattinata, le cose, lei si esce da subito. Che uscite da fuori, si sta vedendo, vero? E sono tutte addendate, cavaliere, caso tutte addendate. Che vuol dire addendate? Che c'è la rendera, guarda, che la rendera sono. Che è tutto un mondo proibito. Che cosa è il mondo proibito? Il mondo del Mauro, il Mauro. Ah, non senti il Mauro, il ciauro del Mauro. E che c'è?
Salutiamo a tutti. Buonasera, buonasera. Che la sta a testa? Ma non si tocca si bene però. Ma chi è sbagliato già? Cavaliere. A proposito, cavaliere, lei lo spiega l'inglese? Non lo sape spiegare? Invece, chi si può morire? Purtroppo le lingue sono importanti, ma ora mi avvio. Bonjour. Minchia, tutte noi ci stanno alluzzando, cavaliere. E come ci alluzzano? Ma perché stanno a rilettere? Non lo so. Minchia, per caso lo studio è diverso, guarda che qua siamo. No, ma chi fossero possibile studiare da sopra, nelle piscine. In caso ho visto che la cravatta, che cosa, stanno tagliando tutto, soprattutto tagliare a lei. Questi anni che lei sa tutte pelose. Si pare che veniamo dal pianeta delle scimmie. Stanno ridendo, aspetta. Cosa ci vuoi? Che arrivi il bestia? Che un lugar di ciò. Che sei? Forse meglio che veniamo perché quando ne vediamo i causali, poi veniamo qua. A che la mano da sopra. Buonasera a tutti. Che c'è? Sciamo per Rottweiler, andava. Che arrivi, ti stai cani? Ma Valeria, pigliamo l'ascensore, speriamo che non suona il truppa. Io suonavo. Non ti scandasse, tranquillo, che questo non te ne affondono mai. Pitta nicchia occhio, che vedi. Allora che facciamo un po' di rivedo che fai nella testa? Sta tenano. Cavaliere, io mi sento fame, possiamo pagare. E allora scendiamo a 4 piani che ne richiamo a mangiare. Io e i femmini pensiamo dopo. A panzachina. Che hai a buffare libero. O se vuole abbuffare, si abbuffa. E si può mangiare magari per le tavoline, cavaliere. Sulle terrazze e su per. Minchia, per davanti ci mette, cavaliere. Con tutto bravo per sciacare qui, va. Un bello giapponese, va. Scusalo, che modo? È una moda, cacchiare. Cavaliere, fai chiamare finta di niente, che tutto è catalino. Ce l'hai giù menù. C'è l'antipasto di pesce, antipasto di carne, antipasto di verdura, carne rossa, carne cotoletta, carne spezzatina, carne pizzaiola, poi c'è la porchetta, trippa, fecoto, cuore, petto, coscia, prima camoscia, riadina, pere poco, pere mucca, che sono mucca. Sono mucca uno lei. No? Va bene, passiamo a pesce. No. C'è lo pesce spada, lo pesce fresco, lo pesce cane, lo pesce mare. Ma chi è? Sta mangiando così? Io ce l'ho giù menù, la mezz'ora che l'ho giù menù. Cavaliere, leggilo. Tutto catalino. Sta faviano tutto, sta faviano. Sono parlato di Nisuda. Cavaliere, la nave siamo. Non ce ne biscotta veniamo. A letto, si scarica di oca. Non lo sai. Cavaliere, siamo da nave. Crociera. Posso dire un diamo. Sopra mangia un po'. Lei è contento, dai, scivino un po'. Basta, cavaliere. Ma come scusa qui? Cacucchiare. Chi se ne parla direttamente lì, non vai giro dopo. Cavaliere, mi sto affrontando, mi sta facendo cascare la faccia proprio Io che chiacchiero sempre questa nave, mi conosco quasi tutte. Signora, io non lo conosco. Io non so se siete fermo, non lo so se sente male. Sente male lei? Ma che tesoro, capite? Premura! Io non ho fatto impressione per davvero. Si è asciugato, c'è più niente di broro si è asciugato. Ma poi sono 30 secondi che si ammuccavo presto. Non c'è bisogno, ora la pasta magari, no, io vedo da no, che portano male, cavaliere! No, cavaliere, questo no, cavaliere, tutte stanno tagliando, no! Buonasera. Non mi giro. Cavaliere! Non viene più nella crociera così. Che non sapeva che era completo, chissà si poteva risparmiare magari, no? Attenzione, sono il comandante Scalogna in seconda.
Minchia, cavaliere, e chi sto mescando? Andiamo a toccare i bagni più davvero. Tutti i passeggeri con gran dolore purtroppo devono abbandonare la nave. Non si scandasse, cavaliere. Perché stiamo imbarcando acqua. Come al solito ogni anno qualche cretino ha lasciato il rubinetto aperto. Ma non affonniamo, non si scandasse, cavaliere. Puttana di caino. Che mi stai cagando ancora io. E ora che mi fare? Le donne saliranno nelle scialuppe azzurre. E i vippi? I passeggeri vippi saranno nelle scialuppe verdi. Scalogna, e chi ne deve scotta? Quelli vincitori del biglietto dei biscotti dell'Etna si buttano con il salvagente al mare. Minchia, ma biare a mare, cavaliere. Vi auguri. Minchia, non chiami salvagente di cosa? Che fa a sucare lei? A giustiare, chi? Ah, io già mi misi. Minchia, lei è questa parte. Non mi chiasi più grosso. Ah, forza, 1, 2. Abbiamo l'angellina. Minchia, che pensata. Ah, minchia, che fredda. Forza, forza. Se muovessi, allontaniamo perché ci suga la nave. Ma che la musica che abbiamo ora? Precise! Perché siamo fortunati, sape? La canzone del Titanic che buonanotte, buonanotte. Io no, c'hai i bagni tutte squarate. Ah, cavaliere! Sto dormendo. Cavaliere! Arriviamo, tieni soletta qua. Minchia, pare un po' mi sa qua. Chino. Ah, scendiamo qua. Meno male che troviamo questa soletta, va. Cavaliere, a lei non mi porta più. Lei c'avi lo immo, però porta sputtura. Perciò questo immo lei se lo può tappare da carina. Ma io volessi sapere una cosa. Ma quando si fica a doccia, un chiudi un rubinetto? No. E allora? E sta ridendo? Ma lei la presente chi lo capisce? Non sai perché ci ride? La vede che c'è un'altra isoletta da? Ora per noi da. A lei non voglio dire più manco un da faccia. Lo saluto. Ariris. Bastardo. Meno male che ci fichi due buttusi addosso facendo. Perché io sono venuto a magari da. Ariris. Ora mi io poi. Vediamo come mi chiama io perché non faccio ne prendo. Ariris. Quando mi più lo sporta. Non me ne faccio più cocchiere, non batto più. Ariris! Ai, anche quella parola. Ai. Minchia, siamo squarati che a mezzo all'acqua, squarati. Ah. Sento una musica bella. Ma che siamo in Sicilia? Le isole Iolie si firmano. Minchia, arrivavo.